Partita rocambolesca quella di oggi tra due compagini che hanno alternato un primo tempo avido di emozioni ad un secondo al cardiopalma. Apre le danze al 21esimo Rubecchini dalla distanza, ma il tiro del classe 90 vola alto di poco. Al 29esimo Nottoli fa tutto bene, ma il suo tiro sfiora soltanto il palo. Al 39esimo la svolta, Nottoli effettua un filtrante per Di Paola che si coordina, si porta la sfera sul destro e fredda Boasi. Ottima azione degli ospiti che giocano sul filo del fuorigioco e trovano il gol dello 0-1. Inizia il secondo tempo e si infiamma la contestazione nei confronti dell'arbitro per due presunti falli da rigore non segnalati. Al 55esimo Zunino viene steso in aria sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma per l'arbitro è tutto regolare e si può continuare. Al 63esimo Valenti riceve un passaggio centrale ma viene tirato a terra. Anche questa volta l'arbitro non assegna il fallo e lascia proseguire l'azione. Vibranti le proteste in casa bianco-blu. Al 67esimo ci prova Lembo, ma il suo tiro vola di poco alto. Proprio nel momento migliore del Ligorna colpiscono gli ospiti. Contropiede sgroppata di Zagaglioni sulla destra che si accentra, lascia partire lo shoot, poco o nulla può Boasi. È il gol del doppio vantaggio del Ghivizzano che a 20 minuti dalla fine si trova sullo 0-2. Partita finita? Assolutamente no. Passa solo un minuto e Cavallone trova un Eurogol da fuori area, spiazzato il portiere classe 99 Signorini e Ligorna che si fa nuovamente sotto. È 1-2. All'87esimo il lampo, cross per la testa di Oneto che vola in cielo, batte difensore e portiere. Incredibilmente il Ligorna agguanta il gol del pari, ancora una volta con un giocatore subentrato dalla panchina del vice Andrea Mura. Ma le emozioni non finiscono qui, 3 minuti dopo è ancora una zuccata a prevalere, questa volta di Dall'Osso, colpo di testa pesante che vale 3 punti fondamentali per un Ligorna che punta alla salvezza ma vede la zona playoff sempre più da vicino.